Edizione flash di Sveglia Veneto, oggi venerdì 22 luglio 2022, quando le pagine dei quotidiani locali del Veneto e del Nord-Est sono piene di commenti e di dichiarazioni relative alla crisi di governo, alle elezioni politiche che si terranno il 25 di settembre, ma c'è una notizia che invece riguarda direttamente il nostro territorio, il Veneto, e in particolare la sanità veneta. La troviamo su tutti i quotidiani di oggi. Allora partiamo dal Gazzettino. Inchiesta sui tamponi rapidi, chiesto il rinvio a giudizio per Rigoli e per Simeonato. Si tratta di un'indagine che sarebbe partita da uno studio di Andrea Crisanti. Il microbiologo Rigoli dichiara però di aver operato con scrupolo, ma vediamo meglio di cosa si tratta leggendo il titolo sul Corriere del Veneto di oggi. Mentì sull'efficacia dei test rapidi, il PM vuole processare il dottor Rigoli. A Padova chiesto il giudizio anche per Simeonato, ex direttore generale di Azienda Zero, indagato un primario. Cerchiamo di capire ancora meglio di cosa si tratta con il riassunto della vicenda. Il 30 gennaio 2020 l'OMS dichiara l'epidemia mondiale di Covid e il 21 febbraio muore il primo italiano, un cittadino pensionato di Vo Euganeo. All'inizio l'unico test per scoprire la positività al Covid, come ricordiamo tutti, era il tampone molecolare, ma nell'estate del 2020 si diffondono sul mercato i primi test rapidi. L'esito arriva in pochi minuti. Nell'agosto 2020 il Veneto, quindi la regione, fa un primo ordine di 200.000 test rapidi Abbott al prezzo di 900.000 euro. A settembre altri 280.000 pagato 1,6 milioni di euro. Ebbene, il nodo della questione, il punto riguarda proprio questi test rapidi. La procura sostiene infatti che il capo dei microbiologi del Veneto, Roberto Rigoli, non ha mai testato l'efficacia dei tamponi rapidi, al contrario di quanto ha dichiarato. Questo il riassunto sul Corriere del Veneto della vicenda. Leggiamo naturalmente le dichiarazioni del medico Roberto Rigoli, che dice: ho agito con scrupolo. Patrizia Simeonato, ex manager appunto di Azienda Zero, respinge le accuse. Come visto, l'inchiesta è partita da un esposto di Crisanti che dice i kit non erano idonei allo screening. I tamponi rapidi, secondo Andrea Crisanti, direttore della microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, i tamponi rapidi non rilevano il 30% dei soggetti positivi al Covid. La procura ha indagato e oggi muove ipotesi d'accusa molto gravi. Infine, sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, che dedicano addirittura 2 pagine a questa notizia, l'inchiesta sugli acquisti per l'epidemia, un'inchiesta che naturalmente tocca al momento 2 figure, ma che insomma in qualche modo mette in discussione almeno una parte, questo particolare aspetto della gestione della pandemia da coronavirus in Veneto. Leggiamo il titolo: terremoto test rapidi, chiesto rinvio a giudizio per Rigoli e Simeonato. Per la procura Rigoli non verificò l'idoneità di quei test, poi acquistati senza gara. Le indagini potrebbero essere partite da un esposto presentato dal professor Crisanti, come abbiamo visto. Quindi i 2, il medico e la manager ex di Azienda Zero, sono accusati di falso ideologico e turbativa nell'iter di scelta del contraente, spiegano i quotidiani del gruppo Gedi. L'avvocato di Simeonato, l'ex DG di Azienda Zero, dice non spettava a lei verificare le caratteristiche del prodotto Abbott. Parallelamente Rigoli si difende dicendo che nessuno gli ha mai chiesto di valutare l'attendibilità delle specifiche tecniche dei test. C'è sui quotidiani del gruppo Gedi anche un'intervista ad Andrea Crisanti che dice nessuno
ha mai pubblicato i dati che confermassero la bontà dei test rapidi. Io però i dati li avevo e dicevano tutt'altro, li ho diffusi e sono stato accusato di ogni nefandezza. Quindi ripete ancora una volta la sua tesi: i rapidi contribuivano a far diffondere il virus, i miei dati lo dicevano. Questo Andrea Crisanti, che aveva già criticato duramente l'utilizzo dei test rapidi, ce lo ricordiamo dalle prime fasi della pandemia, dell'introduzione dei test rapidi. Effettivamente Crisanti aveva messo in guardia rispetto all'efficacia di questi test, di questi tamponi. E dice anche Rigoli è stato preferito a me, sbagliato ascoltare solo chi dice sempre di sì. Una critica quindi diretta ai vertici della regione, che appunto hanno scelto Rigoli come coordinatore delle microbiologie del Veneto. L'intervistatrice Laura Berlinghieri chiede a Crisanti: in piena pandemia lei fu destituito da Zaia dal ruolo di suo referente e al suo posto arrivò Rigoli. Alla luce di quello che è successo, cosa dice? Crisanti risponde: certe decisioni non dovrebbero essere prese in base all'emotività, ma andrebbero ponderate. Non è opportuno ascoltare soltanto le persone che dicono sempre di sì. Insomma, una vicenda naturalmente complessa. Ora alla sua prima fase c'è la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero per Rigoli, l'ex primario dell'ospedale di Treviso, che nel 2020 sostituì Andrea Crisanti come riferimento per la gestione della diagnostica anti-Covid, come coordinamento delle microbiologie del Veneto, e anche per Patrizia Simonato, all'epoca dei fatti contestati direttrice generale di Azienda Zero, che acquistò i tamponi rapidi. I due, lo leggiamo sul Gazzettino per sintesi finale, in concorso tra loro devono rispondere dei reati di falsità ideologica in atti pubblici commessa dal pubblico ufficiale e turbativa nel procedimento di scelta del contraente. Appunto è stato chiesto il rinvio a giudizio, vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo, per oggi è davvero tutto. Io sono Jack Calcetto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.